Potrebbe essere stata l'onda provocata da un lancione Gran Turismo a provocare lo schianto di ieri in laguna. Il barchino con una famiglia di Mira a bordo scontratosi con una briccola e la tragica morte di una dodicenne. L'incendio scoppiato ieri nella zona boschiva nord di Cortina è ormai praticamente domato, ad annunciarlo l'assessore regionale alla protezione civile Bottacin. Ora le cause al vaglio, resta il divieto di avvicinarsi, già esplosi 2 ordigni bellici. A pochi giorni dalla tragedia del 24enne di Marghera di Spesso, ritrovato morto nel Piave, un'altra giovane vittima nel Fiu. A perdere la vita ieri a Segusino un 25enne di Valdobbiadene. Valore è fatale mentre prende il sole sul tetto del garage di casa. A Padova muore un operaio 58enne. Inchiesta aperta a Treviso sul rischio collisione tra 2 Boeing all'aeroporto Canova. Torna in primo piano il problema sicurezza nello scalo di San Giuseppe. Identificato la parte del gruppo di giovanissimi italiani e stranieri, quasi tutti residenti nel Trevigiano, che ha aggredito e picchiato 3 bagnini a Jesolo. La causa? Averli spostati da alcuni lettini a pagamento. In arrivo il passaggio dal demanio al comune di Padova, nuova vita per lo storico castello Carrarese. L'obiettivo è di farne uno dei centri culturali ed espositivi più grandi d'Europa. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana. Questa è la prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano un'ampia pagina di cronaca a partire dagli ultimi aggiornamenti sulla tragedia avvenuta ieri pomeriggio in laguna. Il barchino con a bordo una famiglia di Mira che si schianta contro una briccola e una dodicenne che perde la vita. Allora ci colleghiamo in diretta telefonica con la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia. Dai primi riscontri sembra che a provocare l'onda che ha sbalzato il barchino su cui si trovava Cecilia Piva, la bambina di 12 anni che ha perso la vita ieri intorno alle 17:30, sia stato un lancione Gran Turismo, uno di quei barconi che portano decine di turisti a Venezia. La zona in cui è avvenuto il tragico incidente infatti è molto frequentata proprio da chi vuole visitare la laguna. Ora però sarà l'inchiesta a stabilire tutte le cause. Le indagini saranno condotte dalla Capitaneria di Porto che ieri insieme ai Vigili del Fuoco, al SUEM, alla Polizia e anche ai volontari è intervenuta sul posto. Bisognerà chiarire la velocità di tutti i mezzi che sono transitati in quel momento. Le forze dell'ordine, la Guardia Costiera, il SUEM 118 e i Vigili del Fuoco sono accorsi sul posto poco dopo che è stato lanciato l'allarme, quindi verso le 17:30. Disperati tentativi di rianimare la bimba che è morta durante il trasporto in ospedale, a quanto sembra dalle prime testimonianze per aver perso troppo sangue dal braccio. Sotto shock il papà che era con lei sul barchino insieme alla sua compagna e al fratello di Cecilia, il fratello di 14 anni. Il padre ha fatto di tutto per tentare di salvare la figlia, era in preda alla disperazione secondo quanto hanno raccontato alcuni testimoni, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Adesso l'incendio che ha interessato ieri pomeriggio una zona boschiva a nord di Cortina d'Ampezzo si è evitato fortunatamente il ripetersi di quanto accaduto, lo ricorderete, a Taibon a Gordino qualche mese fa. Il rogo è infatti ormai praticamente domato, vietato comunque avvicinarsi, come sapete già esplosi 2 ordigni bellici in conseguenza di questo rogo. Sentiamo. La situazione è buona perché ieri sera gli elicotteri hanno operato fino a quando era consentito dalle condizioni di luce e quindi il grosso dell'incendio era già spento. Da questa mattina presto gli elicotteri della regione stanno intervenendo, continuando a effettuare lanci. Siamo nella fase, a incendio praticamente spento, nella fase di bonifica. Dopo i momenti di preoccupazione vissuti nel primo pomeriggio di ieri è in netto miglioramento la situazione in zona Cortina, non lontano da Passo Cimabanche, dove un incendio ha interessato un tratto di bosco lungo circa 500 metri in località Zuoghe. In azione sono subito entrati i volontari antincendi boschivi di Auronzo, i tecnici dei servizi forestali e della protezione civile regionale e i vigili del fuoco, avvisati da alcuni escursionisti. Una tempestività che ha consentito di limitare il propagarsi delle fiamme ai lati dell'incendio, che poi raggiunta la vetta non ha trovato altro materiale di cui alimentarsi. Impossibile intervenire da terra, si è dovuto procedere dal cielo con 4 elicotteri. Noi confidiamo che per questa sera sia tutto spento e bonificato. Tra l'altro nel pomeriggio non si escludono anche possibili precipitazioni nella zona, quindi questo aiuterebbe ulteriormente. L'orario dell'incendio, l'assenza di vento, l'immediato intervento dei soccorsi hanno evitato il ripetersi di quanto vissuto lo scorso anno a Taibon.
Rimane in vigore il divieto assoluto di avvicinarsi per il pericolo di esplosioni, vista l'abbondante presenza di materiale che potrebbe deflagrare. A incendio completamente domato si potrà dire qualcosa sui danni, calcolati in circa 4-5 ettari di bosco bruciato, e anche sulle cause del rogo. Stanno facendo le loro valutazioni i vigili del fuoco che sono intervenuti nella giornata di ieri insieme a noi, e ovviamente lascio loro fare le valutazioni del caso. Non si sono, almeno per ora, sbottonati. Teniamo presente che in Veneto mediamente un incendio boschivo su 3 è di origine dolosa, quindi non è possibile escludere nulla al momento. Ancora la cronaca adesso a Segusino. Soltanto una settimana fa abbiamo raccontato la tragedia del 24enne di Marghera, morto annegato nel Piave a San Biagio di Callalta. Ieri a Segusino un'altra giovane vittima spezzata. Sono stati attimi drammatici. Il 25enne si è tuffato nelle acque del Piave tra Segusino e Vas subito dopo aver mangiato. Si è sentito male, ha perso i sensi, gli amici lo hanno visto sparire in un attimo. Il corpo trascinato via dalla corrente per diversi metri. Subito si sono tuffati in acqua per cercare il ragazzo. Dopo una decina di minuti lo hanno trovato e portato a riva. Immediatamente hanno iniziato la rianimazione, un massaggio cardiaco per circa 20 minuti, fino a quando è arrivato l'elicottero del suo M118. I soccorritori hanno tentato l'impossibile anche con un defibrillatore, ma per il 25enne di origini marocchine residente a Valdobbiadene non c'era più nulla da fare. Un'altra tragedia del Piave in quest'estate caldissima. Solo una settimana fa un altro giovane era morto dopo essersi tuffato nelle acque cristalline del fiume. Nicola Bertoli di Marghera, ritrovato dopo 5 giorni dai vigili del fuoco. Il 25enne marocchino era arrivato a Segusino in mattinata per un picnic con gli amici. L'allegria, il pranzo insieme e poi la decisione di fare un tuffo subito dopo aver mangiato. La tragedia si è consumata in un attimo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto, che hanno raccolto le testimonianze degli amici e dei bagnanti che hanno assistito al drammatico incidente. Sembra certo che il giovane sia morto per annegamento, molto probabilmente provocato da una congestione. Informata la procura di Treviso, che potrebbe decidere di far eseguire l'autopsia sul corpo del 25enne. Sotto shock l'intera comunità di Valdobbiadene, che ha preso subito della morte del ragazzo, cordoglio dal sindaco Luciano Fregonese. Una scelta fatale, quella di un 58enne operaio a Padova, è uscito in terrazza per prendere il sole, ma un malore lo ha stroncato. Amava prendere il sole l'estate, ma proprio mentre si stava abbronzando, steso in uno sdraietto sopra il tetto del garage, si è sentito male ed è morto. Franco Panfili, 58 anni, operaio residente nel quartiere di Torre, è stato stroncato da un malore fatale sabato pomeriggio. L'uomo, dipendente di una ditta di Curtarolo, era solito rilassarsi abbronzandosi sopra il tetto del garage, incurante di caldo e afa che questi giorni avevano reso irrespirabile l'aria in città, con temperature che hanno superato i 40 gradi. Dopo le 13 di sabato ha approfittato del tempo libero, nonostante gli avvertimenti della sorella con cui viveva da più di una decina d'anni, che l'aveva come di consueto ripreso per questa sua abitudine. Ma il 58enne si è steso comunque al sole. Quando la sorella, 4 ore più tardi, è andato a svegliarlo credendo che dormisse, lo ha trovato privo di vita. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del suo M118 accorso sul posto, non c'è stato nulla da fare. E ancora il caldo rovente, ma anche la solitudine sono gli elementi di una drammatica vicenda a Creazzo, nel Vicentino. Un'anziana di 95 anni che ha vegliato la figlia morta da alcuni giorni e ha rischiato di morire, è stata salvata in extremis. Creazzo è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Bortolo la 95enne, salvata dai vigili del fuoco, dai sanitari del SOME 118 e dai carabinieri. L'anziana era stata trovata nella sua abitazione di via De Pinedo in grave stato di disidratazione semi-incosciente, rannicchiata ai piedi del letto della figlia 68enne priva di vita da alcuni giorni. L'anziana, impossibilitata per le sue già precarie condizioni di salute di avvertire i soccorsi, è rimasta nell'abitazione che nel frattempo, con il caldo di questi giorni, era diventata rovente. Ad accorgersi che qualcosa non andava erano stati i vicini, che non avevano più visto in giro la figlia, insegnante in pensione, mentre dall'appartamento proveniva il suono di un televisore acceso. Allarmati della situazione hanno avvisato i carabinieri di Montecchio Maggiore e la macchina dei soccorsi si è messa subito in moto, riuscendo a salvare in extremis l'anziana.
A Jesolo adesso con il nostro Filippo Fois per raccontarci di una incredibile spedizione punitiva da parte di alcuni giovanissimi nei confronti di alcuni bagnini. Filippo. Sì, buongiorno, è veramente un fatto incredibile quello che è accaduto a Jesolo, un fatto che non ha precedenti. Un gruppo di circa 30 persone, quasi tutti giovanissimi, alcuni di loro addirittura minorenni, sono arrivati in spiaggia dove hanno aggredito 2 bagnini a calci, pugni e testate. Una decina di questi ragazzi poi sono stati identificati da parte della polizia e le indagini naturalmente adesso dovranno stabilire le responsabilità dei singoli. Secondo quello che è stata la ricostruzione di questo episodio, che come diciamo non ha avuto precedenti nella storia di Jesolo, che è avvenuto all'ora di pranzo in mezzo ai bagnanti, chiaramente provocando un allarme generale, c'è stato una sorta di regolamento di conti, vale a dire alcuni di questi ragazzini, che sono sia italiani che stranieri, erano stati allontanati da delle sedie a sdraio di un consorzio balneare, dopodiché erano stati allontanati una seconda volta da una torretta di guardia che doveva essere naturalmente utilizzata dai bagnini. Bene, qualche tempo dopo si sono ripresentati sul posto accompagnati da altri amici in un autentico raid, in quello che è sembrato un autentico raid punitivo. Il primo ad essere stato preso di mira è proprio il responsabile del consorzio, che è stato colpito in volto da una scarica di pugni, di calci e di testate. È stato trasferito assieme al collega al pronto soccorso di Jesolo. La prognosi fortunatamente è solo di pochi giorni, per entrambi si parla di 7-8 giorni. Certo è che si tratta di un fatto estremamente grave che non ha, come si è detto, precedenti e che ha creato una profonda sensazione in tutto il paese. Per ora vi restituiamo la linea. Grazie anche a Filippo Fois. A Cessalto il cordoglio e ancora l'incredulità per la tragedia di sabato in provincia di Ravenna. L'abbiamo raccontato proprio sabato nel corso del nostro telegiornale, l'incidente nel quale hanno perso la vita Walter Cembali, 72 anni, ex maestro elementare appunto a Cessalto, e i suoi 2 figli Roberto 32 e Federica 33. E lo schianto tra la loro Fiat Punto contro un trattore poco dopo le 15 in provincia di Ravenna. Ieri durante la messa domenicale il parroco Don Mauro Gazzelli ha pregato per tutti e 3 sia nella chiesa di Cessalto che in quelle della frazione di Santa Maria di Campagna. Cordoglio anche dal comune. Walter Cembali, 72 anni, da poco si era trasferito proprio nel Ravennate assieme ai figli, per anni è stato appunto un maestro elementare e è conosciuto insomma in tutta la comunità. Restiamo nel Trevigiano e parliamo adesso invece dell'inchiesta sul rischio collisione tra 2 Boeing vissuta a maggio all'aeroporto Canova di Treviso, emersa soltanto qualche giorno fa e che ripropone il problema sicurezza dello scalo a San Giuseppe. Una riunione al Canova di Treviso per fare chiarezza sull'accaduto da una parte e il comitato No Aeroporto che torna sul piede di guerra dall'altra. L'inchiesta dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo sul rischio di collisione tra 2 Boeing della Ryanair vissuto lo scorso 7 maggio allo scalo di San Giuseppe riaccende in piena estate il dibattito sulla sicurezza di un aeroporto incastonato tra gli abitati di Treviso e Quinto. Tanto da spingere i vertici di AIR3 e il presidente Marco Pinzi a convocare d'urgenza per oggi una riunione per comprendere i termini di quanto accaduto. A evitare un'eventuale collisione è stata la prontezza del pilota di uno dei 2 velivoli che, pur avendo ricevuto per 2 volte il via libera al decollo e aver dato gas all'aereo, ha scorto le luci di un altro Boeing che stava per atterrare. Questione di istanti, dall'aereo in atterraggio si è allertata la torre di controllo, l'immediato alta al velivolo ancora in pista. Non è dunque accaduto nulla di concreto, ma si è vissuto un rischio tale da imporre l'apertura di un'inchiesta che starebbe facendo emergere gravi carenze dal punto di vista della sicurezza nella gestione del traffico aereo al Canova. Ora vi raccontiamo di un salvataggio di 2 giovani rocciatori, un uomo di 39 anni di Padova e una donna di 28 di Castelfranco che erano bloccati da ieri sera sulla parete est della Croda Cimoliana. Sono intervenuti in soccorso i tecnici della stazione Valcellina del soccorso alpino e speleologico. Li hanno recuperati questa mattina
alle 6:30. I due avevano percorso la salita della via Berto Pacifico, la Croda Cimoliana, ma a ritorno, scendendo lungo la via normale, avevano sbagliato il percorso, come è accaduto già ad altre cordate in passato, addentrandosi sulla parete est della cima, quello più difficile, lungo il quale non si potrebbe scendere se non con martello e chiodi per attrezzare delle calate in corda doppia. I due lanciatori hanno quindi trascorso la notte a una quota di circa 2200 metri su una cengia, camminando sul camminamento orizzontale sospeso sulla parete e larga un paio di metri. I tecnici del soccorso alpino, come detto, li hanno recuperati questa mattina. Ancora la cronaca, 84enne minaccia la vicina per il parcheggio, accade nel Padovano, la polizia sequestra un fucile. Sembrava una banale lite per un parcheggio consumata sotto il caldo di domenica pomeriggio, quando però la volante è intervenuta in via Cerona, Ponte di Brenta, ha trovato un anziano che inveiva contro una vicina minacciandola di morte. La donna ha raccontato agli agenti che l'84enne le aveva promesso di andare a prendere il fucile e di spararle per questioni legate al parcheggio dell'auto. Così la donna, preoccupata, ha chiamato la polizia e dopo una serie di verifiche si è scoperto che l'anziano era realmente detentore di un fucile da caccia registrato con regolare porto d'armi per tiro al volo. La polizia ha così deciso per il sequestro preventivo dell'arma e di tutte le munizioni. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale. Abbiamo raccontato poco fa, prima della pubblicità, un caso drammatico di un'anziana che ha vegliato la figlia morta per giorni in casa. Ebbene, il dramma della solitudine riguarda molti anziani in Veneto. Gli ultimi dati elaborati dallo SPI CGIL sugli oltre ottantenni soli in Veneto sono davvero allarmanti. C'è chi si ammala e non viene assistito o chi viene raggirato per aver scambiato due parole in fiducia con qualche truffatore. Quello della solitudine è un dramma che non risparmia tanti anziani veneti, in particolare chi vive in zone più isolate. I dati dello SPI CGIL, che ha condotto un'indagine approfondita, sono preoccupanti. 210.000 anziani soli over ottantenni, quindi è un esercito di persone ed è una situazione che sta diventando sempre più drammatica, il tema della solitudine. Persone insomma che vivono in una situazione di forte disagio perché la nostra società non tiene conto della popolazione che invecchia e così noi non abbiamo né le abitazioni che sono a misura di anziano, né le nostre città, né la mobilità e le persone, tra l'altro anche con redditi che sono sempre più bassi perché noi sappiamo quanto siano falcidiate le pensioni, che si trovano in una situazione di completo abbandono. La provincia con la percentuale più alta di over 80 soli e rispetto agli ultra ottantenni totali è Belluno, con il 66,4%. Segue Rovigo. Le altre si equivalgono: Padova, Verona, Venezia, Treviso, Vicenza con il 61,2%. Insomma, gli anziani che vivono soli nelle province superano il 60% e secondo il sindacato la politica deve tener conto di questa situazione. Noi non possiamo lasciare sole queste persone, pensiamo che la politica, le istituzioni debbono affrontare come una situazione che è una emergenza, perché è un bene invecchiare, no? Quindi si vive più a lungo, la società nostra anche in Veneto invecchia, questo sia perché si vive più a lungo ma anche perché abbiamo un fenomeno di calo delle nascite, non si fanno più figli, quindi è una società che diventa sempre più anziana. E abbiamo bisogno appunto di farcene carico, di costruire una città, una dimensione sociale che combatta la solitudine. È un tema di democrazia perché poi tra l'altro insomma una percentuale molto alta di queste persone anziane sole sono donne perché vivono più a lungo e hanno pensioni più basse degli uomini, diventa una questione invalidante. Ed ora a Padova, dove con il passaggio dal demanio al comune sta per tornare alla città un importante simbolo storico, il castello Carrarese, 20.000 metri quadrati di importanza storica nel cuore della città. Vediamo in che stato si trova oggi il castello e quale sarà il suo futuro. L'obiettivo è di farne uno dei centri culturali ed espositivi più grandi d'Europa. Attraverso secoli di storia, questi 20.000 metri quadrati nel cuore di Padova hanno conosciuto diverse identità, nascendo come castello durante la signoria dei Carraresi nel 1300, per poi diventare in massima parte carceri nel 1800. Quindi il progressivo abbandono alla fine degli anni 80 del secolo scorso. Ora il recupero annunciato dall'assessore Andrea Colasio promette una nuova giovinezza a questo spazio enorme. 10
luglio a Venezia alle 9:30 si apre finalmente il tavolo tecnico di confronto tra Ministero dei Beni Culturali, Demanio e Comune. Noi abbiamo presentato questo che è un progetto di valorizzazione del castello, è stato analizzato dalla sovrintendenza che ha espresso parere favorevole, quindi sulla base delle norme sul federalismo demaniale il bene a titolo gratuito può essere conferito alla città. Per il castello, spiega Colasio, si chiude un ciclo storico. Dopo secoli di damnatio memorie, di declino e di dimenticanza, uno degli elementi costitutivi e identitari dell'Urbs Picta trecentesca torna ai padovani. A girarlo oggi, le tracce più evidenti sono naturalmente quelle del suo uso come carcere per quasi 200 anni, fino alla preziosa scoperta di antichi affreschi miracolosamente sopravvissuti a testimonianza dei fasti di un tempo che sembrava perduto. Uno degli spazi più grandi del castello, il primo ad essere recuperato, sarà adibito al design e all'arte contemporanea. Abbiamo già speso circa 15 milioni d'euro, ne servono altrettanti. Diciamo che è un impegno che come amministrazione abbiamo deciso di affrontare. A breve partiremo con i lavori a settembre e entro 1 anno e mezzo una prima ala, il lato sud, verrà riconsegnato nella sua pienezza di funzioni appunto come spazio per il design alla città. Negli anni successivi, nei prossimi 5, 6, 7, 8 anni, si addiverrà a completare l'intera struttura anche grazie, mi auguro, ai finanziamenti di privati. Il recupero del castello, già di suo enorme, si inquadra oltretutto in una riqualificazione dell'intera area. Poco distante da qui, un'altra grande struttura dismessa nel centro della città, la caserma Piave, diventerà cittadella universitaria. Qui invece laboratori, esposizioni, proiezioni, in una parola sola attività multidisciplinari, cambieranno ancora una volta questo luogo storico dell'antica Padova. Cambierà non solo la percezione dei padovani del castello, ma la autorappresentazione di Padova a livello internazionale. Padova è una grande capitale artistica e questa ne è la prova. E adesso il sogno è diventato realtà per 90 ragazzi da tutto il nord Italia, al Lido di Venezia, una settimana di pallacanestro insieme ai campioni d'Italia dell'Umana Reyer. Una settimana di basket a Venezia, affacciati alla laguna. L'8ª edizione del The Nick Camp, il camp estivo di basket organizzato dal playmaker dell'Umana Reyer Andrea De Nicolao, per la prima volta è sbarcato al Lido. 90 bambini, ragazzi e ragazze provenienti da tutto il nord Italia hanno vissuto una settimana piena di emozioni nel complesso dell'ex liceo Severi delle Terre Perse e il Cader Moro al Lido di Venezia. Tutti i partecipanti sono stati premiati. Molto importante il messaggio finale. Non abbiamo la presunzione di insegnare a nessuno di diventare Michael Jordan in una settimana, ma la cosa a cui tengo di più è che questi ragazzi continuano a giocare a basket, continuano a coltivare questa loro passione e in un futuro chi da addetto stampa, chi da procuratore, chi da giocatore, chi da allenatore possono continuare a far parte di questo nostro bellissimo sport. Tante le sorprese che hanno fatto sognare i bambini. Abbiamo avuto Stefano Tunut, Bruno Cerella, Julian Stone, Andrea Ricci che è il mio procuratore, c'è mio fratello che anche lui è un giocatore professionista da 6-7 anni, sono venuti a trovarci i miei genitori che hanno raccontato ai ragazzi tutto il retroscena, miei, dietro le quinte. Poi il playmaker dell'Umana Reyer ci regala un'anticipazione di mercato molto importante. Io adesso probabilmente resterò qua con la Reyer, anzi senza probabilmente, adesso nelle prossime settimane lo staff e il nostro presidente riveleranno un po' le carte di tutti quanti. Io qua sono stato bene, mi piacerebbe e mi piace sicuramente poter continuare a stare qui a Venezia. De Nicolao ha anche le idee chiare sulle mosse future e sui prossimi obiettivi della squadra da raggiungere. Mi auguro che la squadra l'anno scorso sia confermata il più possibile perché abbiamo creato veramente un gruppo speciale. Quale sarà l'obiettivo? Poi ti lasciamo andare. L'obiettivo dell'anno prossimo? L'obiettivo è vincere il più possibile, quindi partiremo subito dalla Supercoppa e poi penseremo all'obiettivo alla volta. Siamo in chiusura, fra pochissimo ore 13, poi questa sera alle 20:10 avremo ospiti il professor Paolo Criveller del liceo Da Vinci di Treviso insieme ad alcuni ragazzi del liceo Da Vinci di Treviso per parlare di una ricerca storica speciale, molto particolare, sugli ospedali nella Grande Guerra. E poi dalle 21:15 come sempre Ring, la politica alle corde, il talk show del
lunedì e avremo tanti ospiti con noi come sempre. Parleremo di immigrazione, di migranti, dalla ipotesi del muro al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, l'idea, insomma l'ipotesi rilanciata dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e l'appoggio del Ministero dell'Interno, di cui tanto si parla, insomma c'è grassa polemica su questo muro, ma ovviamente anche il caso Sea Watch. Parleremo però anche di autonomia. Fra 2 giorni dovrebbe in teoria arrivare in Consiglio dei Ministri la bozza, come promesso dal Premier Conte. Parleremo anche di Europa, con la guerra sulle nomine in Europa, parleremo di economia e di tanto altro ancora. Lo faremo con Alberto Villanova della Lega, Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, Giacomo Nilandi di Sinistra Italiana, nonché membro dell'equipaggio di Mediterranea, e in collegamento telefonico da Strasburgo l'onorevole Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. Vi lascio adesso alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Caldo africano persistente e opprimente, ci attende un inizio di settimana e di luglio con il bel tempo. L'anticiclone non concede nessuna tregua al nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutte le province e il cielo sarà sereno. Qualche velatura solamente sui rilievi, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra i 19 e i 25 gradi, le massime invece tra i 28 e i 35 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà pressoché simile, con tanto sole ovunque. Il cielo si presenterà limpido e anche in questo caso le piogge risulteranno assenti. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime oscillanti invece tra 28 e 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata all'insegna del sole, tuttavia con qualche veloce acquazzone al pomeriggio sui settori alpini. Temperature minime tra 22 e 24 gradi, massime tra 34 e 35 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.